L'azienda Maria Antonia Urru prende il nome da mia madre, che è la fondatrice di questa azienda, che nel 1981 ha aperto l'attività. Quindi 1981-2017 ci sono state diverse fasi di crescita dell'azienda. Tutte le nostre produzioni nascono con l'ausilio del digitale. La nostra produzione che viene fatta con più di 20 telai è sia completamente manuale, ma stiamo utilizzando anche dei telai di ultima generazione a controllo numerico. In entrambi però c'è una fase di progettazione che avviene col digitale, quindi con l'ausilio del computer, perché noi comunque collaboriamo con diversi designer sardi, nazionali e internazionali, e spesso però interveniamo anche su questi tessuti realizzati con queste macchine di ultima generazione con delle rifiniture manuali. Noi stiamo proponendo i nostri prodotti sia in ambito regionale ma anche in ambito internazionale, con interessi e apprezzamenti un po' da tutto il mondo, dall'Australia, Dubai e Stati Uniti. Questo tappeto mi dà modo di spiegarvi un po' qual è una delle anime della nostra azienda. Qui vedete un arazzo che è un arazzo tradizionale, che però è frutto di un processo di rielaborazione dei motivi tradizionali della Sardegna. Questo lavoro è stato prodotto con una delle tecniche più antiche, è la tecnica unindente. In un telaio dell'Ottocento abbiamo realizzato un manufatto contemporaneo. Questo arazzo è molto particolare perché qui abbiamo utilizzato diverse tecniche, diversi materiali. Abbiamo una prima parte a piviones con un grigio naturale e un moretto naturale, con le due parti che vanno a sovrapporsi. Poi si passa a questa parte alta invece con questa tecnica di tessitura piatta in setta. Quest'altra parte invece è sempre setta, però con la tintura naturale, con questo riquadro piviones, e il frutto invece è in lana. C'è poi un lavoro di post tessitura con questi fili che corrono sulla superficie dell'arazzo, sempre in setta tintura naturale. La nostra azienda si chiama Manifatture Tessili Deida. Noi lavoriamo per conto nostro dagli inizi degli anni 90, i primi degli anni 90. I pipiones, però abbiamo anche telai jacquard. Esclusivamente biancheria per la casa in genere. Le troppe tasse, il lavoro nero, quindi concorrenza sleale, imitazioni che vengono da tutte le parti del mondo ormai. Io credo che siano queste le cose che più penalizzano il nostro settore. Allora, la mia azienda si chiama Artigianato Sardo di Flore Marcella. È nata intorno al 2010, un'azienda che però era già attiva dagli anni 70, aveva iniziato l'attività mia mamma e poi era passata a nome di mia sorella per poi seguire io dal 2010 a oggi. Allora, lavoriamo con telai meccanici, la raccolta viene effettuata a mano, mentre invece la battuta elettrica, per cui un semimanuale. Beh, si tratta principalmente di tendaggi, coprilletti, copricuscini, esatto, arredo per la casa. Beh, sicuramente oggi come oggi bisogna reinventare qualcosa, l'artigiano si deve reinventare per trovare altre nicchie sul mercato, nuove richieste, insomma. Però perché ciò avvenga sicuramente è necessario anche un sostegno da parte di chi dovrebbe, e soprattutto una maggiore tutela non solo dell'artigiano ma anche del prodotto in sé, del prodotto artigiano. Allora, mi chiamo Marcella Sanna, ho un laboratorio tessile, era una cooperativa di tessitrici nata negli anni 70 che noi abbiamo rilevato nel 2004 con mia sorella.
abbiamo dei telai semimeccanici, però lavoriamo manuale a Pivionese. Realizziamo tappeti, tendaggi, tutto quello che può essere dell'artigianato tessile. Lavoriamo su commissione, realizziamo dei lavori per alberghi o per privati, delle ville con degli architetti. Allora io cerco sempre di realizzare anche cose che possono andare bene in questo arredamento più moderno, con nuovi disegni che cerco di disegnare io per abbinare un po' a questo arredamento moderno. Ma credo che i problemi siano che non viene apprezzato il lavoro che c'è, valutando i nostri lavori sempre molto cari, ma non è così. Via Giuseppe ed è stata ereditata da mia mamma che ha cominciato a lavorare negli anni 60. Prevalentemente il Piviones, sia nei copriletti che nei tappeti, soprattutto tappeti fatti a mano e ormai solo su misura. Più che altro disegni tradizionali, si basa soprattutto su quello, però qualcuno vuole anche qualcosa di moderno e ti chiede un colore particolare con dei disegni particolari e a mano si può fare tutto. Diciamo che ci dà una mano il telaio a battitura elettrica, solo a battitura, ci manda la trama e basta, e ci dà la battuta della cassa, questa è l'unica cosa che abbiamo utilizzato. Le dolenti credo che siano quelle che riguardano un po' tutti, ci sono pochi soldi, il lavoro per i giovani stenta a partire, quindi chi si fa una casa o chi riesce appunto ad arredarsi una casa, a mettere su famiglia, non pensa certo a un tappeto o a un copriletto fatto a mano. È un copriletto lavorato completamente a mano, con anche il lino lavorato completamente a mano e seminato. Qui insomma tutta la lavorazione è stata eseguita in modo artigianale, la filatura, la ritorcitura, il lavaggio, tutto quanto. Quindi ecco, a un determinato costo non si può venderlo come si vende ai mercatini la roba fatta a macchina. La nostra azienda si chiama Sartap, è un nuovo marchio che abbiamo creato 2 anni fa. Siamo una famiglia di commercianti, anche da generazioni, da partire da mio nonno. Siamo 3 fratelli, ognuno ha dei compiti divisi. La nostra attività si incentra più nella vendita diretta. Arrediamo ville, alberghi, ora stiamo cercando di lavorare anche all'estero attraverso canali di internet, web. Allora, noi siamo sempre rimasti con la tessitura tradizionale. Nostro padre ci ha insegnato la tessitura Pivionez e noi continuiamo con quella. È molto difficile da lavorare perché è lavorata a mano. Il prodotto artigianale italiano in generale sta tornando di moda. Cioè, la gente si è resa conto che il prodotto deve avere anche un'anima, un senso. Io sono Stefania e mi occupo della produzione dei tappeti. Quando li produciamo noi ci lavoriamo molto, vediamo di adattare i materiali, i colori. Il museo ha prodotto i tappeti col concorso Anno d'Arte. Noi ne abbiamo prodotto uno e questo è stato fatto dall'architetto Giampaolo Frungia, originario di San Mugheo. Questo tappeto si chiama Suballodundu. L'azienda si chiama Arte Tessile. Allora, è nata all'incirca 40 anni fa. Beh, il classico il Pivionez e poi abbiamo incrementato con i telai moderni chiamati telai jacquard, con i quali riusciamo a realizzare, diciamo, qualsiasi disegno, qualsiasi cosa. Appunto, con questi telai riusciamo a fare anche l'orbace.
mercato sardo per lo più. Un po' di privati, però la maggior parte sono o gli alberghi oppure gli altri negozi. Chiamiamo gli alberghi il mercato più richiesto e lì ci sono tante cose, si parte dalla tenda per arrivare, che ne so, al sommier oppure all'armadio oppure il copriletto, il tappeto, le lampade. Le note dolenti, vabbè, si sa che la crisi è iniziata e pare che non finisca. L'artigianato sardo in generale comunque è una cosa che piace tantissimo e piace a tutti. Il problema è che pare che con la crisi si hanno pochi soldi a disposizione. L'azienda si chiama Isabella Frongia, è il nome mio. Ha iniziato mia mamma nei primi anni 60 come laboratorio e io dal 95. Lavoriamo solo con i telai manuali, quindi dal pezzo più piccolo a quello più grande sono fatti esclusivamente col telaio manuale. Quindi lavoriamo più che altro su commissione, sì. Lavoriamo molto a Sadaoleda, che è una lavorazione molto antica, quella che veniva usata in effetti per la stoffa delle bisacce, che adesso comunque facciamo anche dei tappeti. Lavoriamo molto il pivionese, sia in lana che in lino e in cotone. Noi facciamo ancora il copritavolo antico fatto con il lino filato a mano, sono dei pezzi comunque unici che vengono comunque apprezzati. Facciamo ancora la coperta da corredo, quelle poche che ci vengono richieste. Secondo me dovrebbe essere più tutto preso in considerazione il lavoro artigianale, una cosa che ormai è andata una parola che è andata in disuso, perché tutto viene presentato come artigianato sardo, come artigianato fatto a mano, invece non lo è. Quindi valorizzare quello che è il vero artigianato. La tutela che poteva essere un marchio, che poteva essere quello che lei vuole.